Siamo ora insieme a Francesca Toffali, che è assessore al commercio e alle attività produttive del Comune di Verona. Allora, che cosa significa per la città di Verona ospitare una rassegna come questa, Soave Versus? Per Verona ospitare una rassegna come quella di Soave Versus significa ospitare la cultura del vino. Ricordiamoci che il vino, il Soave, fa parte del nostro DNA. Noi bevevamo vino ancora prima dei tempi di Cristo e lo stiamo ancora bevendo e producendo. Ecco, quindi un'occasione anche per attirare e far conoscere ai tanti turisti che frequentano Verona, insomma, una delle nostre eccellenze come il vino Soave. Sicuramente, io non dimentico mai però non solo i turisti ma anche il cittadino veronese. È importante far conoscere anche ai cittadini veronesi le eccellenze del proprio territorio. Molte volte magari vengono snobbate e quindi il fatto che ci sia il vino Soave di Verona a Verona è molto importante. Soave Versus, 18ª edizione di questa manifestazione organizzata dal Consorzio di tutela del vino Soave. Noi siamo insieme ad Arturo Stocchetti, che è il Presidente. Presidente, una bella soddisfazione per questa manifestazione, questa iniziativa che richiama tantissime persone. Vediamo una gran guardia davvero piena di gente. Sì, prima di tutto dobbiamo dire che questo ragazzino qua compie 18 anni ed è qualcosa che ci dà tantissima soddisfazione, perché oltre che compiere 18 anni vediamo che all'interno delle 54 aziende ci sono più del 50% di giovani che sotto i 30 anni, vuol dire che hanno entusiasmo, che credono nella nostra denominazione. Questo è importantissimo e questo io credo, ed è questo che noi dobbiamo curare. Il futuro sono loro e se c'è questo entusiasmo dai giovani vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto, perché altrimenti ci sarebbe stato l'abbandono e magari i giovani si proiettavano in altre situazioni. Invece credono nel territorio, credono nel Soave al di là che il mercato magari fa fatica in questi momenti qua, però credono, e vuol dire che c'è da parte loro la convinzione che il territorio prima o dopo darà soddisfazione. Poi vedere tantissima gente a Verona, diciamo che anche diventa facile perché giochiamo in casa. Il Soave è sempre stato il vino della famiglia veronese. Prima DOC italiana, quella del Soave, è riconosciuta come paesaggio storico di interesse storico rurale. E questa la dice lunga. Vuol dire che anche esperti credono nel nostro territorio, credono proprio nella filosofia del contadino, che non cura solo l'ambiente viticolo ma anche l'ambiente che circonda il vigno, e quindi credo che questo sia importantissimo e sia il risultato di anni di lavoro, di passione e di cuore. Ringraziamo Arturo Stocchetti e diamo il benvenuto al professor Mauro Agnoletti dell'Università di Firenze, che ci spiega in che modo il Soave potrà essere protagonista di una candidatura, la candidatura a patrimonio agricolo a livello appunto mondiale della FAO, corretto? Sì, certo. E intanto ecco, c'è una premessa: il Soave si è candidato con successo nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico. Questo è stato il primo passaggio necessario per poter poi accedere a due direzioni. Una è quella di potersi iscrivere nel patrimonio dell'UNESCO dei paesaggi culturali, l'altra la possibilità di iscriversi nel patrimonio agricolo della FAO. Sono due progetti leggermente diversi. La FAO rispetto all'UNESCO parte proprio dall'agricoltura, quindi per la FAO l'oggetto principale del programma è la salvaguardia delle comunità rurali, delle loro pratiche agricole e della cultura associata a questi paesaggi agricoli. Inoltre si tratta di favorire modelli di agricoltura sostenibili e quindi che sono in grado di non contribuire al cambiamento climatico, ma anzi di adattarsi al cambiamento climatico, di mantenere la biodiversità associata all'agricoltura. In questo caso l'importanza è che l'uomo
non è più visto come un disturbo, diciamo, alla biodiversità, ma come l'elemento centrale della biodiversità e ovviamente anche di contribuire alla conservazione dei valori culturali associati all'agricoltura. Quindi rispetto a un programma UNESCO che parte dai valori culturali universali, nel quale c'è anche l'agricoltura ma che non è basato sull'agricoltura, il programma FAO invece parte proprio dall'agricoltura. È ovvio che per l'Italia, dove abbiamo un grosso e importante asset strategico legato al rapporto fra prodotti tipici di qualità e paesaggio, è un'occasione importante. Ecco, l'iter come proseguirà? A questo punto la candidatura deve essere formalizzata, deve essere realizzato un dossier di candidatura che sarà valutato dal nostro comitato scientifico e quindi a quel punto, dopo la valutazione, arriverà poi, se positivamente si conclude il processo, anche l'iscrizione. Ecco, in Italia ci sono patrimoni FAO? In Italia siamo all'inizio, ci sono 3 o 4 paesaggi agricoli che si vogliono candidare, ma in questo momento non è ancora arrivato nessuno, diciamo, per primo a candidarsi, per cui sì, l'intenzione del consorzio forse è di essere il primo che si candida. Ringraziamo il professor Agnoletti e diamo il benvenuto ad Aldo Lorenzoni, il direttore del Consorzio di tutela di questo vino. Direttore, lei che ha capacità di sintesi, 3 aggettivi per descrivere il vino Soave. Beh, insomma, direi non deve mancare, è un vino è disponibile e sicuramente è inimitabile. Perché? Lo spiego abbastanza bene. Mi accorgo che se mi manca non sto bene, ma non perché sono il direttore, ma perché credo abbia tutto quello che deve avere un vino. Ti accompagna durante la giornata, ma ci sono poi le grandi selezioni, le grandi eccellenze per valorizzare qualsiasi tipo di evento. Racconta in maniera precisa, puntuale il territorio, non assomiglia a nessun altro vino italiano, Garganega, vino vulcanico, pergola veronese, collina, piccole aziende, tanta fatica. Credo che sia questo il Soave che ci piace raccontare, e il Soave Versus lo fa raccontando la storia di tantissime aziende. Quest'anno sono 54 e tantissime altre storie di tanti vini, quest'anno sono 256 nel salottino buono, bello anche direi, di Verona. È un appuntamento che è diventato, non dico tradizione, ma immancabile. Direttore, un vino appunto che riesce a portare tante persone qui, come alla Gran Guardia di Verona, e un vino che è tradizione, ma che si prefigge sempre dei nuovi traguardi. Sì, credo che il vino, proprio perché è diverso da tutte le altre bevande, ha accezioni, ha contatti, ha relazioni, ha la possibilità di aprirsi e di farci crescere come persone, farci crescere come aziende, anche se vogliamo, ma non solo, come territorio e anche come relazioni tra persone, aziende e comunità. Il lavoro che stiamo facendo, grazie proprio all'identità di cui parlavo prima, è tentare di sottolineare come queste unicità, questa identità forte di questo territorio e di questo vino possa diventare simbolo, se non anche esempio per altri territori, per dire: sottolineiamo al meglio, e gli strumenti oggi anche di legge ci sono, valorizziamo quello che abbiamo, perché ragazzi, posti così non ci sono uguali in nessun'altra parte del mondo. Se non lo diciamo noi, il mondo farà fatica a crederci. Grazie ad Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio di tutela del vino Soave. Cin cin. Chiudiamo qui da Verona insieme a Giuseppe Pan, assessore all'agricoltura della Regione Veneto. Allora, assessore, Soave, una realtà importante dal punto di vista vitivinicolo per il Veneto. Ricordiamo innanzitutto a tutti quale sia la potenzialità del Veneto. Noi siamo la prima regione per produzione
Abbiamo 87.000 ettari piantati in questo momento ed esportiamo per 2 miliardi di euro di fatturato. Qui siamo a Verona e presentiamo il Soave. Il Soave, ricordiamo ai veneti, ma ricordiamo agli ascoltatori, è la prima DOC vinicola del Veneto con 7.000 ettari attualmente e 3.000 aziende, quindi quel paesaggio, venendo qui da Vicenza verso Verona, si vede la bella Soave con il suo castello, la sua grande tradizione, ma queste belle colline coltivate a Garganega con i suoi bei terrazzamenti, con naturalmente il primo paesaggio storico, e quindi la conservazione del paesaggio di collina, la tradizione della coltivazione, il mantenimento del paesaggio e dell'ambiente, quindi diciamo che il Soave è veramente uno spettacolo da vedere. E con le parole di Giuseppe Pan, assessore all'agricoltura della Regione Veneto, si chiude questo speciale dedicato a Soave Versus. Restate con noi però perché Verde Nord-Est continua.